Tra le liste che corrono da sole a Treviso per la campagna elettorale c'è Indipendenza Veneta, qui è presente Gianluca Busato, voi avete candidato sindaco, l'unica donna candidato sindaco che è Alessia Bellon. Indipendenza Veneta innanzitutto chi è come lista? Beh, Indipendenza Veneta, come sappiamo, è un movimento che propugna l'ottenimento dell'indipendenza del Veneto attraverso un percorso pacifico, democratico ed elettorale e trova la propria massima espressione politica nell'impegno civico proprio delle nostre città, e quindi la nostra indipendenza si costruisce dal riappropriarci delle nostre città e da un'assunzione di responsabilità civica. Per questo Indipendenza Veneta si presenta anche alle elezioni amministrative, guarda anche alle regionali immagino, ma nelle amministrative comunali a Treviso con quale caratteristica, su quali punti accentra il suo interesse Indipendenza Veneta? Beh, Treviso, dopo un periodo, anche se vogliamo, per certi versi felice, è entrato in una situazione di crisi, una situazione in cui il centro storico si è svuotato, in cui i quartieri sono in una situazione di grave difficoltà e non trovano una propria identità, per cui secondo noi è necessario fare una scelta di grande cambiamento e innovazione per ridare il sorriso a Treviso, e questo avviene attraverso anche il rilancio economico della città. La città si è svuotata, è necessario avere una visione che possa permettere a Treviso di agganciarsi all'Europa e al mondo e di entrare nel futuro. Secondo noi questo ruolo deve essere svolto principalmente dalla riscoperta, se vogliamo, di alcune caratteristiche. Treviso è la città dell'ingegno. Non molti sanno che il primo libro stampato di matematica al mondo è stato stampato proprio a Treviso. Era l'anno 1478, l'ingegno si è dimostrato negli anni attraverso anche il recupero, la grande esplosione delle attività economiche. Oggi dobbiamo ripartire da questo e dobbiamo farlo facendo entrare Treviso nella società dell'informazione. Abbiamo bisogno di creare un nuovo distretto digitale. Ecco, ma Gianluca Busato, Indipendenza Veneta, lei guarda al passato ma invece pensate al futuro, ormai si usa il web, le nuove tecnologie. Sì. E questo cosa vuol dire un nuovo polo per Treviso in cui lanciate come proposta? Beh, questo significa facilitare proprio l'insediamento di nuove attività innovative, in particolar modo nell'economia digitale, di giovani ma anche di persone che siano creative e abbiano voglia di intraprendere. Questo vuol dire sburocratizzare il comune. Il comune non deve essere più un luogo di timbri e di carte, ma deve essere il catalizzatore di queste nuove attività. Secondo noi il centro storico può diventare veramente un campus che non ha pari ed uguali al mondo. Le nostre città sono straordinarie e possono permettere l'insediamento di queste attività a bassissimo impatto logistico e ambientale. I quartieri possono essere recuperati grazie all'insediamento di queste nuove attività che sono un po' come dello zucchero a velo che noi spargiamo sulle attività produttive preesistenti e che permettono a Treviso di riprendere una vita economica che in questo momento sta un po' perdendo. Si sa che i comuni hanno dei problemi poi economici pratici, arrivano pochi finanziamenti statali. Ecco, come si fa ad attivare e avviare tutta questa operatività anche tecnologica che lei ha posto? Beh, la prima cosa è proprio la sburocratizzazione, come dicevo prima. Noi abbiamo in programma, fin dai primi giorni, fin dai primi 100 giorni in cui ci insedieremo a Cassugana, di cambiare un po' l'atteggiamento e la mentalità che la vecchia classe dirigente aveva inoculato. Dobbiamo motivare, formare, responsabilizzare i dipendenti del Comune di Treviso perché sono la nostra prima risorsa e devono diventare un catalizzatore questo che è un fenomeno di rilancio della città.